Benvenuti! Oggi è giovedì 29 maggio 2025. Il sole sorge alle 5:42, tramonta alle 20:12, la luna si leva alle 7:29 e cala alle 23:15. Oggi, 29 maggio, si celebra Sant'Alessandro. Il nome Alessandro deriva dal greco e significa difensore dei propri sudditi. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto il 29 maggio per celebrare la Giornata Internazionale dei Peacekeepers, una giornata per onorare gli uomini e le donne che hanno prestato e continuano a prestare servizio nelle missioni di pace delle Nazioni Unite in tutto il mondo. Compie oggi 66 anni l'attore inglese Rupert Everett, noto per aver recitato in film di successo come Prêt-à-porter e Shakespeare in Love. Festeggia 54 anni l'attrice Carlotta Natoli, figlia d'arte che ha esordito a 8 anni nel film Confusione. Ha poi partecipato a diverse serie TV e fiction, tra cui Tutti pazzi per amore e La compagnia del cigno. Infine oggi compie 58 anni Noel Gallagher, ex frontman degli Oasis e fondatore del collettivo Noel's Gallagher's High Flying Birds. Il primo album del collettivo ha conquistato il doppio disco di platino per le 600.000 copie vendute nel Regno Unito. Oggi vi portiamo in cima al mondo. Il 29 maggio 1953. Edmund Hillary e Tenzing Norgay hanno sfidato l'Everest, la montagna più alta del pianeta, e l'hanno conquistata. Nessuno prima di loro era riuscito nell'impresa. Furono i primi a toccare quel tetto celeste a 8.848 metri d'altezza. Ma gli osservatori astronomici possono essere mandati in orbita? La risposta è sì, ed in particolare ci permettono di studiare e conoscere l'universo con metodi nuovi, registrando immagini perfette, prive di turbolenze e captando radiazioni altrimenti assorbite dall'atmosfera terrestre. Pensate che il satellite Kepler è riuscito a studiare contemporaneamente 150.000 stelle molto lontane dalla nostra vista e non facilmente rilevabili da una stazione a terra. Buongiorno ai 12, oggi una splendida e romantica luna in Cancro gestirà un po' le sorti dello zodiaco, una luna che però non va d'accordo con Saturno e Nettuno. Proviamo a capire il perché. Ariete, la luna oggi è decisamente contro, proprio perché litiga con Saturno e Nettuno, probabilmente dovrete fare i conti con delle aspettative o dei sentimenti che non accadono, non si concretizzano, portate pazienza, è solo un'impressione, passerà, del resto è la luna. Toro, la vostra giornata oggi prevede una luna amica e assolutamente confacente alla vostra esigenza di esplicare al meglio le vostre motivazioni, soprattutto da un punto di vista lavorativo in cui potreste sentirvi un po' trascurati, quindi tirate fuori il peso della vostra autorità. Gemelli, la luna oggi ha abbandonato i vostri gradi e scivolate in Cancro, il suo regno elettivo e naturale, lasciando Sole e Mercurio liberi di dialogare con Plutone in maniera creativa, e ancora Giove a litigare un po' con un Saturno che è appena entrato in Ariete e che vuole comunque razionalizzare le sue esuberanze. Cancro, la giornata di oggi vi rende protagonisti dello zodiaco, è una luna oggi potentissima, quella che passa nei vostri gradi come sempre. La quadratura di oggi con Saturno però vi dovrà fare prendere coscienza del fatto che il lavoro ha una priorità che dovrà per adesso essere messa prima degli affetti. Leone, la giornata oggi è una giornata con un poderoso aiuto da Saturno e da Nettuno che intervengono bene in ambito pratico lavorativo ma anche nei sogni. La luna invece vi dà delle sensazioni
un po' di insicurezza, proprio perché siete curiosi di sapere che cosa ne pensano i vostri referenti delle vostre evoluzioni. Vergine, la giornata di oggi è una giornata molto importante. La Luna, dalla sua quadratura con Saturno, vi offrirà finalmente la possibilità di soluzioni in ambito pratico, economico e lavorativo. Dopodiché vi intimerà di dedicarvi un po' agli affetti nei prossimi giorni. Bilancia, inizia una quadratura della Luna che è quadrata a Saturno, dovrà per forza farvi fare delle scelte importanti in ambito lavorativo, relazionale e professionale, e forse imparare a gestire un po' meglio lo stress lavorativo che non può totalizzare tutta la vostra vita. Scorpione, Luna di Trigono che spinge Saturno a darvi comunque il giusto compenso per gli sforzi fatti. Le vostre aspettative verranno compensate, non lamentatevi solo se dovrete attendere qualche giorno. Sagittario, la Luna è uscita dall'opposizione, quindi l'umore torna molto più gestibile, per cui oggi potete un pochino meglio dedicarvi agli affetti e soprattutto dedicarvi alla famiglia. Capricorno, una giornata oggi che prevede l'inizio dell'opposizione della Luna. Questo è un aspetto che non amate molto, proprio perché detestate avere proprio le emozioni contro, che non sono proprio il vostro ambito preferito, per cui cercate semplicemente di non essere scontrosi con il partner e di capire un po' meglio i suoi punti di vista. Acquario, una giornata oggi da sognatori quali lo siete voi, pianeti un po' distanti, ma pianeti intrigano tanti, per cui gestite un po' meglio l'ordine dei vostri sogni e delle vostre aspettative, date spazio ad altri, non vi pentirete di fare un passo indietro per favorire qualcuno. Pesci, giornata oggi che prevede una stupenda Luna di Trigono, una Luna che vi spinge a essere un po' più calmi, un po' più dolci. Sembra essere passato il momento di tensione, adesso potete dedicarvi un po' di più ai sentimenti. Bruxelles, palcoscenico della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. L'incubo si materializza nel mondo del calcio. A un'ora dal fischio d'inizio i tifosi inglesi si riversano verso la stazione riservata ai sostenitori italiani dello stadio ESEL, rompendo le reti divisorie. La folla è costretta a schiacciarsi contro il muro opposto, già occupato dagli hooligans. Quel muro cede, scatenando una tragedia senza precedenti. Il 29 maggio del 1985 la vita di 39 persone, tra cui 32 italiani, viene spezzata. Oltre 600 i feriti. Scopriamo insieme l'origine dell'espressione Once in a Blue Moon, che letteralmente significa una volta ogni luna blu. Ma cosa vuol dire esattamente? In realtà Blue Moon si riferisce alla seconda luna piena all'interno di uno stesso mese. E sapete che questo evento è così raro che si verifica soltanto ogni 5 anni? Proprio per questo la sua rarità ha dato vita a questa espressione. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi vi vogliamo raccontare la storia di un'icona degli anni 60, Daniela Rocca. A soli 16 anni conquista il titolo di Miss Catania e da lì inizia a farsi strada nel mondo del cinema. Ma è grazie al suo ruolo in Divorzio all'italiana che la sua carriera decolla, interpretando la moglie petulante e appiccicosa di Don Fefè. Ma il film non porta solo successo, ma anche la fine della relazione con il regista Pietro Germi e un tentativo di suicidio. Da quel momento in poi Daniela inizia un percorso doloroso che la porterà in strutture psichiatriche. Purtroppo la sua vita si conclude in una casa di riposo a Milo, dimenticata dal mondo del cinema che l'aveva vista brillare. Ci salutiamo con la frase del giorno. Cadendo, la goccia scava la pietra, non per la sua forza, ma per la sua costanza. Grazie per essere stati con noi anche per la puntata di oggi. Io vi aspetto domani per conoscere insieme nuove curiosità e migliorare l'inglese con tanti slang e modi di dire. Buona giornata dalla vostra Martina.